Niente soldi e Veneto Strade lascia Belluno. Dopo settimane di attesa, ecco l'annuncio. Palazzo Piloni ha messo sul piatto 1,5 milioni per la manutenzione straordinaria e 700.000 euro per le asfaltature, oltre a 4,3 milioni di euro per la gestione corrente. Ma per questo ne servono almeno 9 e così arriva lo stop a manutenzioni e lavori. Una dichiarazione che non sorprende i vertici provinciali, che però non sanno come far tornare i conti. Dobbiamo cercare di trovare queste risorse. Non è facile. Noi ci stiamo impegnando, siamo consapevoli delle difficoltà di Veneto Strade e l'impegno che ci abbiamo messo sin dal primo giorno era quella di veramente garantire che venisse intanto rispettata la Convenzione, che non è mai stata rispettata in questi ultimi anni, e dall'altro canto cercare di trovare in tutti i modi le risorse per far fronte a quelle che sono le difficoltà economiche di una società che comunque non ha nella sola provincia di Belluno il suo socio. Un aiuto arriverà dall'emendamento al bilancio regionale promosso dai bellunesi Bond e Toscani e approvato in mattinata, che porterà altri 2 milioni di euro in cassa. Altri fondi dovrebbero arrivare dal congelamento dei mutui e dalla rivoluzione dei centri per l'impiego. Già interessato anche il governo centrale. Adesso abbiamo richiesto in forma urgente un incontro con il nuovo ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, in modo da vedere cosa il governo può garantirci in questo contesto. In più stiamo cercando e ci auguriamo che il Consiglio regionale approvi il bilancio e stanzi una quota per la provincia di Belluno che noi potremo poi destinare a Veneto Strade. Ma nonostante il clima di incertezza, si pensa anche agli investimenti futuri. 25 gli interventi inseriti nel piano triennale 2015-2017 per il bellunese, per un totale di 68 milioni di euro. La Regione per quest'anno ha stanziato in totale 17 milioni per le realtà venete. Per il bellunese si parla di una cifra tra i 4 e i 6 milioni. Così Palazzo Piloni ha già individuato 4 priorità per il territorio, una per area. Mi impegnerò poi a organizzare degli incontri proprio sul territorio per condividere con i miei colleghi sindaci se ci sono ulteriori interventi in priorità da realizzare, se questo piano che è stato presentato 2015-2017 va integrato oppure possono essere anche tolte alcuni interventi già programmati.